Un grande applauso per Peter Kerekes e tutto il cast di Wishing on a Star. Scaliamo un po' che siamo in tanti stasera. Credo che si possano dare tante definizioni del film che abbiamo appena visto. Voglio prendere quella che tu hai usato, Peter, in un'intervista. Tu hai definito questo racconto corale come una lasagna, cioè un racconto fatto di tanti strati che magari singolarmente avrebbero un certo significato, ma insomma se visti tutti insieme ne hanno un altro. Quindi la prima cosa che volevo chiederti è come hai ovviamente incontrato questa storia, queste storie, e anche come hai deciso, perché hai deciso di raccontarle in questa forma ibrida, che è un po' tra il documentario e la fiction, tu che hai esperienza sia nel cinema documentario che nel cinema di fiction. Grazie. Thank you very much for your patience. Actually, I was never dreaming to make this film. Erika asked me to make this movie. It's her idea to do it because she was a client of Luciana, and she proposed me this film. Traduco io? Sì. Ok, allora dice che non è stata un'idea mia, è stata un'idea di Erika, che era una cliente di Luciana, io stessa. And in the beginning I said no. E all'inizio ho detto no. Because I thought I'm a serious director, I'm making serious topics about history of 20th century, Central Europe, etc. And to make a film about astrology, no. All'inizio ho detto no, sono una persona seria, sono un regista serio, faccio documentari a tema storico, sulla storia della guerra, del XIX secolo, del XX secolo, mi occupo di temi importanti. But then Erika forced me to come and at least to meet Luciana for a day. Mm-hmm. And in that moment everything changed because I really fell in love with her. E poi Erika mi ha costretto a venire a incontrare Luciana e appena l'ho incontrata mi sono innamorato di lei e mi sono convinto di fare questo film. And it was a very interesting moment because I don't speak Italian. And I was watching Luciana's session for 90 minutes. And I saw a woman coming there stressed, nervous, when you are not looking to the eyes of the other, but just to the ground. And during 90 minutes, because I was not concentrated to words, just to the image, I saw the change of this client, of this woman. And it was like a time-lapse movie. She was blossoming. And she left Luciana with a smile, and I said, there must be some magic and I have to know what is it. And this was the moment when I said, okay, to Erika, yes, I will make the film. Non parlo italiano e quindi ho deciso di assistere a una delle sessioni di Luciana con una cliente che durano di solito una novantina di minuti. E durante questa sessione di incontro tra Luciana e la sua cliente ho visto che un po' alla volta la donna fioriva. Allora sono diventato curioso, ho detto che cos'è questa magia che si crea, e allora lì ho detto questa cosa mi interessa, ho voglia di fare un film su questo. And about the form of the film, I'm a Hungarian living in Slovakia, a Hungarian minority born in Slovakia. I'm always in this border, so border with identity, border with language, and also border with film genre. So the people that you could see in the film, most of them, they are real, except two. But the style of the film, how we are making, it's very close to fiction. But this is the way how I see reality. And for me, it is not important to show to you
what is in front of the camera, but it's important to show to you what is in my head. Sono uno slovacco, figlio di una minoranza ungherese che vive in Slovacchia, quindi per me il tema del confine e dell'ibrido fa parte della mia storia di famiglia. And then I forgot because I'm not a good. Yes, that I translated and then you said something else. Mm-hmm. And for me, it defines my way of thinking about genre. It's also border between fiction and. Yes, so, e quindi proprio per definizione questo essere al confine tra la forma ibrida del documentario e della finzione fa parte di chi sono e della mia identità come regista. And for me it's most important to show to them what is in my head. Yes, e la cosa importante ovviamente per me non è raccontare ciò che è davanti alla macchina da presa, ma quello che ho dentro e ho voglia di raccontarvi. Senti, ho letto che è stato un lavoro molto lungo, di quasi 7 anni, per arrivare insomma al film finito, e immagino che in questi 7 anni, insomma, anche appunto dopo la conoscenza in qualche maniera epifanica con Luciana, voi abbiate incontrato, insomma, tu ed Erika, tante storie. Come avete scelto poi le 5 che sono finite all'interno del film? Okay. In the beginning, we did Erika and Lucia or Giulia? Marina, sorry. Erika and Marina did a research where they found people very similar to the clients of Luciana. So we met around 30 people just for a coffee. Quindi all'inizio Erika e Marina, che si sono occupate del casting, hanno incontrato una trentina di persone che non erano ancora clienti di Luciana. Questa è una cosa che aggiungo io perché ci interessava avere la prima reazione di fronte a Luciana, non un cliente abituale che andava di fronte a Luciana. And from these people we choose 12, and with 12 we made a 2 hours long proper interview with Luciana. E da questi 30 ne abbiamo scelti 12 e con questi 12 abbiamo fatto proprio un incontro di almeno un paio d'ore con Luciana per vedere proprio cosa succedeva. Basically most of these interviews are the core of the film. E queste interviste ancora costituiscono un po' l'anima del film, l'ossatura della struttura. And from these 12 people we choose 5 that you had a chance to see in the movie. E di questi 12 ne abbiamo scelti 5 che erano le storie che ci interessavano di più. Adesso una domanda per Erika, visto che sei stata insomma chiamata tante volte da Peter in causa, insomma, anche tu hai avuto più ruoli insomma all'interno di questo progetto, perché hai contribuito insomma a scriverlo e poi l'hai prodotto, una produzione che insomma è italiana, abbiamo detto prima, film legato al territorio, insomma, che è stato diciamo prodotto con l'aiuto del fondo della Film Commission, ma che insomma vanta una produzione lunga, nel senso che c'è Austria, c'è Croazia, c'è Taiwan, insomma ci sono 5 o 6 nazioni. Raccontaci anche quanto complicato è stato, malgrado Peter abbia detto che non c'è stato nessun tipo di problema, però insomma immagino che ci sia stata una le coproduzioni sono come delle famiglie estese, no? Quindi non è soltanto la relazione con la mamma, il papà e la sorella, ma anche con la seconda moglie del papà, la prima moglie della figlia della sorella. Allora, lo dico perché ovviamente più ci sono partecipanti alla produzione, più ognuno ha i suoi tempi in cui può ottenere i soldi, deve rendicontare i soldi, quindi tutto diventa inevitabilmente più lungo. Però era un documentario che si prestava naturalmente a una coproduzione. È nato proprio inizialmente da una coproduzione tra l'Italia, l'Austria, Ralf Fieser, che era il produttore del film precedente di Kerekes, che è anche un mio grande amico, Peter stesso che ha una sua casa di produzione, quindi già così trovandoci noi 3 eravamo in 3. Poi si è aggiunta la Repubblica Ceca con cui lavorano abitualmente, il quinto stato è stato la Croazia ed era naturale perché abbiamo girato a Cherso, e poi Taiwan perché abbiamo girato a Taiwan, aveva senso insomma, quindi in un attimo si arriva in 6 e la Nadia Trevisan, che è una mia amica, mi rimprovera sempre di avere troppi amici, e motivo per cui è stata una coproduzione allargata.
tanti amici, tante cose. Adesso vorrei passare a Luciana, che è di tutta questa galassia, perché alla fine poi di stelle si parla, tu sei un po' il centro, insomma, di questa galassia, insomma. Ma non credo, cioè mi fa piacere che tu dica questo, ma non credo di esserlo, perché in realtà il centro del film è chiaro che il viaggio del compleanno, tutte queste cose eccetera, però il vero succo del film riguarda proprio a mio avviso quello che alla fine poi si capisce, che in fondo dopo fatto il viaggio del compleanno si può anche, al di là del fatto che si realizzi o non si realizzi il famoso desiderio, si può anche incominciare a riflettere diciamo sul desiderio nascosto, no? Un po' come andare giù, diciamo giù, ringraziando il padre della psicanalisi Sigmund Freud, che ci parlava di inconscio, i desideri inconsci, i desideri che magari non sappiamo di avere o che sono mascherati, e questo credo che sia molto molto importante, perché il messaggio del film è anche questo. Senti, ma tu che incontri giornalmente le persone, tra l'altro c'è qualche cliente di Luciana qua in sala? Ecco, no, perché vedo delle, sì, insomma... È la mia clac. È la tua clac di clienti. No, è veramente impressionante vedere nel film anche come, insomma, è un po' come lavori e la tua capacità di ascoltare, no, queste persone che ti dicono, che si mettono a nudo, insomma, ti raccontano delle cose molto personali. Qual è il trucco, insomma, il segreto anche per affinare questa capacità? Il segreto è lo studio. Lo studio. Io non ho problema a dirlo, ma faccio questo lavoro da oltre 50 anni. Ho un po' di esperienza, poi ho avuto la fortuna di poter studiare, ho 2 formazioni accademiche, 2 lauree, una in scienze delle comunicazioni e un'altra che ho potuto prendere 2 anni e mezzo fa in scienze tecniche psicologiche. Questa seconda formazione mi ha dato proprio la possibilità di lavorare proprio come se si fosse, diciamo, in una seduta di il cosiddetto counseling, del quale oggi si parla molto, anche a sproposito, a dire il vero. Quindi sì. E poi il grafico, il tema di nascita è proprio una fotografia della propria indole, della propria natura. Quindi io in genere, per poter lavorare bene con la persona, mi faccio dare i dati prima, in modo che studiando riesco a sapere come rapportarmi, cosa dire, soprattutto cosa non dire, ma la cosa più importante credo sia entrare in punta di piedi nella realtà delle persone. E invece ad Adriana e a Giuliana volevo chiedere, anche visto insomma voi siete in rappresentanza, diciamo, dei clienti, diciamo, di Luciana, insomma, intanto com'è stato ovviamente lavorare, partecipare a questa esperienza, diciamo, dal vostro punto di vista, insomma, raccontare e condividere appunto anche qualcosa di molto personale. E poi vi chiedo se avevate avuto modo di vedere il film, diciamo, prima che fosse finito, insomma, se eravate state coinvolte, se avete potuto fare delle modifiche, delle cose, o com'è andata? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, per noi siamo state onorate di essere state scelte proprio perché sicuramente tutte le storie che ci sono state, comunque sono certa che tutte avevano un interesse, avevano una particolarità, quindi noi ogni volta che io sento c'erano 40-30 persone, abbiamo scelto queste 5 storie, io ancora ringrazio voi perché comunque ci avete scelte, perché sono certa che tutti erano interessanti. Io rubo un attimo il microfono, perché in realtà dal punto di vista astrologico la faccenda dei gemelli è estremamente appetibile ed è curiosa, perché a riflettere dice ma siete uguali, siete diverse, perché anche a pochi minuti di distanza l'una dall'altra
loro sono, poi dopo magari lo potete dire, siete diverse. Quindi a me quando hanno detto due gemelli, dico, io sono andata in brodo di giuggiole, perché... No, ma infatti per noi è stato bello anche perché noi diciamo che il mondo dei gemelli, al di là dei film dove magari un po' si scherza, un po' di horror eccetera, in realtà il mondo dei gemelli dice tanto. Voi avete visto uno spaccato dove è tutto reale, sì, è un po' così bizzarro, dove veramente io chiedo a mia sorella di darmi un figlio e veramente siamo opposte proprio nei modi di essere e di fare, quindi anche il fatto che non solo abbiamo fatto questa esperienza, il viaggio del compleanno, ci siamo messi un po' a nudo e un po' abbiamo fatto conoscere anche al mondo esterno, qui in Italia ma anche fuori, che comunque il mondo dei gemelli è molto particolare. Invece alla seconda domanda, se Erika ci ha fatto vedere prima il film, sì, perché comunque tra le tante cose che ci ha onorato è proprio la serietà e la correttezza della produzione, del regista, di tutto. Infatti Erika ci ha tenuto a tutti quanti noi a farci vedere prima le scene, e poiché le scene erano tutte veramente naturali, tutte non era un'attività di recitazione, noi abbiamo solamente applaudito e quindi non abbiamo modificato, almeno noi non abbiamo modificato proprio nulla, perché era perfetto esattamente le parti che il regista, la produzione avevano deciso di prendere di noi, anche quei momenti intimi in cui besbigliavamo, perché poi avere un microfono tutto il giorno in quei 4 giorni che siamo stati a Beirut, cioè a una certa non ci pensi proprio più, per cui il momento per esempio delle confidenze a letto, dove poverina mia sorella insiste sul fatto che io devo farle un figlio, erano reali. A un certo punto capiamo che stanno registrando, perché tutti zittiscono e dico qua ci stanno riprendendo, e continuiamo con quel piede un po' bruttarello che svolazza, però insomma non abbiamo proprio cambiato nessuna parte, perché cioè, anzi ci ha pure emozionato capire che storia sono riusciti a tirare fuori tra le tante cose che 2 gemelle pazze hanno potuto dire in quei giorni. Attenta il microfono, perché tanto chiedo un po' la stessa cosa anche a Floriana, nel senso com'è stato appunto la tua esperienza sul set e com'è stato poi vedere l'esito finale, insomma, del vostro lavoro. Allora, buonasera a tutti. L'esperienza sul set è stata, diciamo, proprio una vera e propria ripresa della vita reale, perché nel caso qualcuno di voi se lo fosse chiesto, come avete capito, non essendo attori professionisti, è vero, Luciana è proprio mia madre, quindi quello che avete visto sono proprio io che discuto con mia madre. A voi la scelta di chi sia più testarda, modestamente penso io, vabbè. È stato emozionante perché ho potuto diciamo condividere con mia mamma alcuni momenti del suo lavoro, che diciamo seguivo, ma ammetto dal punto di vista anch'io di cliente, perché giustamente ho la mamma che lo fa, chi me lo fa fare, e ci ho provato e vi posso confermare che tra le varie clienti appunto che sono qui in sala, che hanno seguito i vari corsi che mia madre ha tenuto negli anni, non è per niente semplice, ci vuole veramente uno studio, e basta. Diciamo che è stata una bellissima avventura che ho avuto l'onore di poter vivere insieme, tra l'altro, appunto alla mia famiglia. È stato un po' un viaggio anche per voi, insomma, sì, fare decisamente, questo film proprio un viaggio da tutti i punti di vista, proprio. Bene, adesso lasciamo la parola a voi, se avete qualche curiosità. Abbiamo un nutrito parterre di ospiti, quindi... Buonasera, io volevo fare una domanda al regista, che pur non parlando italiano è riuscito a dirigere in italiano e in friulano e in altre lingue. E una seconda domanda: nello studio di Luciana cambiava l'arredamento, come mai? Okay. Una cosa alla volta. Because I don't speak the language, and of course I was getting the translations in same quality like now. I was much more focused on image and emotions. And I think this makes this film very different to the others.
Visto che non parlavo italiano, capivo cosa stava succedendo, se non quello che Erika mi traduceva velocemente, ero molto focalizzato sulle immagini e sulle emozioni che si stavano svolgendo, e credo che questo abbia dato la qualità di questo film, che lo differenzia anche dagli altri. And they said they were acting naturally, but we repeated the scene several times. And sometimes the translator said, like, they said everything okay. But I said, I don't like the eyes. The eyes are not shining. Let's have a coffee and then let's do it again. Mentre eravamo sul set, chiedevo di rifare la stessa scena molte volte, e anche se mi dicevano sì, funziona dal punto di vista di ciò che è stato detto, da come è stato anche il risultato tecnico della ripresa, però dicevo no, c'è qualcosa che non va, gli occhi non si sono ancora illuminati, ci fermiamo per un caffè e ricominciamo. So I think that the disadvantage of not speaking Italian was a big advantage in this movie. E quindi lo svantaggio di non parlare italiano si è dimostrato un vantaggio nel corso del film. The changing of the furniture, we really filmed it in the period of 5 years, and we could fix it, but I liked that it's changing because it's really showing like Luciana is different, like her hair is changing and everything, and this is something that not everybody is like you that can see it, but most of you can feel it, and for me it was important. Abbiamo fatto le riprese nel corso di 5 anni, quindi non potevamo impedire a Luciana di cambiare taglio di capelli o spostare i mobili. Comunque tu sei una molto in evoluzione, no? Cioè, rispetto alle cose, sposti, e quindi alla fine appunto non ci sono tante persone che lo notano come lei, però comunque è una cosa che si percepisce forse guardando il film, questa durata anche. Aggiungo io, ad esempio, anche la signora Alessandra che muore, la madre, cioè questo è stato un tempo vero, una prima intervista del 2018 pre-Covid e una recente. I was adding about Alessandra, before and after the death of the mother. Thank you. Sì, allora complimenti per veramente il film fantastico, e speriamo di vedere la seconda parte. Sarebbe bello vedere la seconda parte. Ma Luciana, ma ci lasci dal Friuli, vai a Napoli o rimani qua? Perché noi ti vogliamo qua allora. Allora, siccome il film giustamente ragiona, nel film si ragiona sui desideri e sulla realizzazione dei desideri, anche io, avendo fatto il viaggio del compleanno, ho scoperto che poi in realtà il mio desiderio sì era quello di tornare a Napoli, però poi rimodulando il mio vero desiderio non era quello proprio di tornare a Napoli, ma di andare a Napoli più spesso, no? Per cui sì, vabbè, ormai sto in Friuli da tanti anni, mi trovo benissimo, quindi metà a metà, dai, quindi sono ancora qui. Grazie. Grazie ancora a tutti e a tutte. In realtà sei qua per modo di dire, nel senso che nei prossimi giorni sei ancora itinerante per il Friuli, perché appunto Wishing on a Star farà ancora una serie di tappe, domani sarà a San Daniele, poi sarete a Cormons, a Codroip, insomma una serie di altre tappe, e ricordiamolo, il film è partito da Venezia, è stato presentato a Venezia quest'anno, e poi avete fatto tappe a Marrakesh, a Chicago, insomma avete fatto viaggiare il film, quindi grazie ancora di tutti. Grazie. E buona serata. Grazie a tutti. Grazie.